Via la fase 2, dopo 55 giorni di blocco, 4 milioni e mezzo al lavoro, trasporti pubblici con distanziamento e mascherine, qualche coda in più, torna il traffico. I timori delle regioni del Mezzogiorno per il rientro dal nord, controlli per tutti alle stazioni e ai caselli, pochi bar aperti in Calabria, a Napoli, assembramenti sulle linee locali. I dati della protezione civile: diminuisce il numero dei malati, è sotto quota 100.000, 195 i morti, ieri 174, il maggior numero di casi in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Rispetto al marzo 2019 a Bergamo più 500% di decessi, a Roma invece una diminuzione. Per Istat e l'Istituto Superiore di Sanità i morti per Covid sarebbero di più di quelli ufficiali. Vertice europeo per raccogliere 7 miliardi e mezzo per il vaccino. Conte: solo uniti si esce dall'emergenza, dall'Italia oltre 140 milioni. Gualtieri: a metà settimana il decreto economico. Francia, polmoniti sospette già nel mese di dicembre. Nuovo scontro tra Stati Uniti e Cina, la denuncia del fotografo Salgado per il virus, indigeni dell'Amazzonia a rischio genocidio. Buonasera dal TG3, dunque lo avete sentito, oggi è il primo giorno della fase 2, l'allentamento delle misure restrittive dopo quasi 2 mesi di lockdown, ed è anche la giornata in cui, tra le altre cose, oltre 4 milioni di lavoratori sono tornati sui loro posti di lavoro, una giornata che dunque ricorderemo. E ora cominciamo col racconto di come è andata a Milano e a Roma con Alvise Rosi e Riccardo Porcò.